Buonasera. Il relatore di questa sera è l'avvocato Filippo Biolè, civilista, giuslavorista, presidente dell'Accademia di Belle Arti Statale Ligustica, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. In questo caso però mi piace sottolineare che è presidente dell'ANED Genova, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Sterminio Nazisti, ed è anche presidente del Comitato Posa delle Pietre d'Inciampo nella città metropolitana di Genova. E proprio anche in collegamento con questo suo ruolo, questa sera l'avvocato Biolè ci viene a parlare. Ci viene a parlare di una forma d'arte molto particolare, come dirà meglio lui, nasce in Germania, grazie a Günther Demnig, che nel 1992 a Colonia mette in atto questa particolare forma d'arte, alla luce di una convinzione, di un'affermazione, e cioè che una persona viene dimenticata quando il suo nome viene dimenticato. Dice così il Talmud. E allora noi possiamo trovare in molte parti d'Europa, non dell'Italia né di Genova, ma d'Europa, possiamo trovare una o più pietre d'inciampo. Ce ne sono al momento, così mi risulta, 116.000, ma potrebbe essere un dato molto fluttuante. Questo intervento di Filippo Biolè nella mia mente era in parte collegato anche con il giorno della memoria, che non è terminato da molto, insomma, ma era collegato proprio con questo. E devo dire, per quanto riguarda la mia persona, questo invito è stato suscitato anche perché per motivi personali io vado sovente in una città tedesca, Düsseldorf, e proprio della strada in cui vado, ad Albertstrasse, sono inciampata in alcune di queste pietre della memoria e vi assicuro mi ha fatto un'impressione forte, importante, mi ha richiamato a avvenimenti ai quali a volte comprensibilmente non pensiamo, ma mi ha anche procurato una sorta di fratellanza, di comunicazione, proprio suscitata da questo inciampo così particolare, ed è anche un modo per invitare coloro i quali questa sera sentiranno Filippo Biolè ad avere delle esperienze simili che io ritengo importanti. Grazie. Eccoci qua, perfetto. Buonasera a tutti. Ringrazio moltissimo la professoressa Maristella Rollandi, innanzitutto per l'invito, l'Accademia che ha la generosità di ospitarmi per convegni di questa natura e non solo, oramai da qualche tempo, quindi per me è veramente un onore poter partecipare a incontri come questo. Mi metto da questa parte del tavolo perché vorrei che fosse una conversazione un po' meno formale, ecco, non voglio che sia una lezione frontale, quella che ho intenzione di proporvi questa sera. Parto da qui. Le pietre d'inciampo, i miei titoli, sono state dette tante cose. In realtà, a discapito di una congerie di incarichi che ho ricevuto nel tempo, devo dire che nulla più di questo percorso che io conduco oramai da tanto tempo ha segnato la mia vita, le cose in cui credo, i valori a cui tengo e per i quali ho lavorato per tutta la mia esistenza. Devo dire forse addirittura senza nemmeno rendermene conto, quantomeno negli ultimi 25 anni della mia vita. Io ho condotto un percorso di memoria che è nato in maniera assolutamente casuale, evidentemente doveva nascere prima o poi, ed è quanto di più prezioso io sia riuscito a conquistare per me stesso e per le persone alle quali ho avuto la fortuna di parlare di storia di famiglia innanzitutto, quindi di esperienze drammatiche, tragiche, in realtà anche gioiose da un lato, per coloro che si sono salvati rispetto ai sommersi. In questa categoria purtroppo rientrano alcuni dei nostri familiari. Ho cominciato a svolgere delle riflessioni e mi è piaciuto condividere con la professoressa Rollandi un'impostazione dell'incontro di questa sera che nasce da una riflessione che ho svolto proprio
nel corso e all'esito, potrei dire, di tanti anni di attività di memoria svolte prevalentemente negli istituti scolastici presso della nostra città, e non solo, perché mi hanno invitato anche in altre città d'Italia ed Europa da ultimo, ma ci arriverò verso la fine del discorso che intendo sottoporre alla vostra attenzione, sperando di sollecitare anche delle domande o delle riflessioni, auspico condivise. Le pietre d'inciampo costituiscono una delle forme per fare memoria. Come diceva la professoressa poco fa, in effetti io credo che esse abbiano un qualcosa in più rispetto a tanti altri sistemi che sono stati utilizzati nel passato per ricordare gli avvenimenti della prima e poi naturalmente della seconda guerra mondiale, forse desueti, sicuramente agli occhi e alle orecchie delle nuove generazioni. E questo è un tema essenziale, un tema sul quale mi interrogo costantemente, quotidianamente, perché la mia missione, il mio cammino, il mio compito, quello che ho assunto nell'accettare una carica così importante come quella di rappresentare in qualche modo tutta la deportazione genovese, assumendo il ruolo di presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio, è proprio quello di capire come ci si possa rivolgere con efficacia alle nuove generazioni. E credetemi, non c'è niente di più difficile. Gli strumenti di comunicazione che noi utilizziamo e che i ragazzi usano oggi, non sapendo come un tempo si dialogava, a mio modo di vedere, sono il male. Voglio provocare, ma neanche tanto, perché in teoria Facebook, Instagram, eccetera, sono degli strumenti che potrebbero essere, se utilizzati in maniera intelligente e sapiente, utilissimi a divulgare tante cose. Ma dobbiamo immaginare che questi strumenti vengono messi nelle mani di coloro che devono ancora imparare a comunicare e a parlare tra loro. Non lo sanno fare, non hanno gli strumenti, anzi, questi strumenti filtrano la comunicazione. E oramai tutto passa attraverso un bombardamento costante di immagini, problema a cui si accosta quello per cui questi strumenti sono, in apparenza, gratuiti, quando invece non lo sono per niente, perché sono uno strumento, un veicolo, con il quale si indirizza, si devia in qualche modo il cammino, no? Il percorso, anche dei gusti. I ragazzi oramai delegano moltissimo di ciò che sono, delle scelte che fanno, a degli adulti, pochi, che guadagnano cifre di denaro spaventose, utilizzando le loro fragilità. E in questo contesto come si può quindi parlare alle nuove generazioni che devono essere gli indirizzatari di un percorso di memoria affinché si prenda consapevolezza, si acquisisca il senso stesso di capire qual è stato il nostro passato e perché viviamo nel presente? Io ho trovato un sistema e fa parte appunto di questo dialogo di questa sera che vi sottopongo, di individuazione di diverse forme attraverso le quali io credo si possa fare memoria, che è quello del dialogo diretto. Non c'è niente di più efficace di avere qualcuno che ti racconta una storia. E purtroppo questo non succede più. Difficilmente i genitori raccontano le fiabe ai figli per farli addormentare addirittura. Eppure la comunicazione verbale, quella che si accompagna, la prossemica, a tutta quella parte emotiva nel raccontare soprattutto delle storie di famiglia, attraverso le quali c'è un mondo. Il narratore addirittura, a mio modo di vedere, non se ne accorge nemmeno nel far fluire le parole di quanto, attraverso i vocaboli che sceglie, che gli sono rimasti ancorati nella corteccia cerebrale, c'è di coloro da cui ha ricevuto quei racconti. È esattamente la mia esperienza personale. Come alcuni forse di voi sanno, io ho raccolto un lunghissimo racconto da parte di una prozia l'anno prima che morisse e che si è liberata di appunto una memoria che le pesava, che ha pesato sulla sua vita per tutta la sua esistenza e che ha conferito a questo nipote curioso che le faceva delle domande anche scomode. E devo dire che tutte le volte in cui mi accosto ai ragazzi e cerco di parlar loro spiegando che cosa è stato, lo faccio utilizzando più o meno consapevolmente lo stesso eloquio, la stessa inflessione, le stesse emozioni di chi mi parlò nel 2005, mia zia Franca De Benedetti, che vorrei ricordare anche questa sera. E vi posso garantire che tutte le volte in cui parlo ai ragazzi, anche più indisciplinati, si compie il miracolo. Il miracolo che è avere di fronte a me delle classi di persone estremamente irrequiete,
gli insegnanti mi raccontano che fanno difficoltà enormi a mantenere educazione di persone difficilmente scolarizzabili addirittura, che non hanno la soglia dell'attenzione perché disabituati ad allenarla, anche e soprattutto per colpa degli strumenti di comunicazione di cui vi parlavo poco fa, e lì si apre volendo un capitolo enorme in materia di neuroscienze, preoccupate addirittura per una forma di non costruzione di corteccia cerebrale a causa di un impigrimento del cervello per via degli strumenti informatici di cui tutti quanti oramai abusiamo. Vi dicevo, quel che accade è che io trovo di fronte a me delle persone, dei ragazzini, e io comincio a parlare ai bambini di quarta, quinta elementare per attraversare prevalentemente le medie, arrivare anche al liceo, sino alle ultime classi. Ho avuto un bellissimo incontro un paio di mesi fa, se non vado errato, al liceo Doria. Di fronte a me avevo 1200 persone pronte ad ascoltarmi, ed è stato devo dire, uno degli incontri più emozionanti della mia vita. E vi dicevo, il miracolo che si compie tutte le volte attraverso la narrazione è proprio l'immedesimazione che si ha da parte di chi ascolta nelle storie. Non a caso io entro molto volentieri anche in dettagli, utilizzando le stesse parole che mi sono giunte alle orecchie, che consentono alle persone di inserirsi in questa storia. Una storia che è un cammino di vita e morte di coloro che sono riusciti a porre la vita in salvo scappando in Svizzera subito dopo l'armistizio, in realtà era il 30 novembre del 1943, e di coloro che invece non ce l'hanno fatta, denunciati come furono da militi, da nazifascisti, che determinarono il loro destino di traversie e di campi di concentramento, sino alla loro morte. In questo contesto le pietre d'inciampo sono uno strumento che non solo, come dire, è molto prossimo anche a quella che è l'altra mia funzione, il presidente di un'accademia d'arte. L'artista ha in sé un'idea che offre a tutti coloro che sono chiamati a inciampare sui selciati quando incontrano le pietre d'inciampo la caratteristica molto prossima a ciò che vi ho detto poco fa e che riguarda la tradizione orale dei racconti e che connota le pietre d'inciampo è proprio il fatto che, nonostante su questa lastra d'ottone vi siano pochissime parole, perché vi si ritrovano il nome e il cognome dei dedicatari, la data o il luogo dove la pietra viene posata, o dell'arresto o dell'abitazione, pochi dettagli della data relativa all'arresto e poi la fine con la parola assassinato e il campo di concentramento ultimo, quando noto, di colui che ha perso o colei che hanno perso la vita. Accanto a questo un ulteriore dettaglio, il luogo, perché naturalmente il fatto che la pietra sia di fronte a una soglia, quale che sia, un'abitazione, un negozio, un luogo, come per esempio la pietra, la prima direi, collocata sul suolo genovese, che è quella al rabbino capo di Genova Pacifici, che fu arrestato nelle prossimità di Galleria Mazzini, offre al lettore di queste pochissime informazioni un ulteriore spunto che immediatamente fa immedesimare chi legge nella situazione, nella data, in quel momento in cui questa persona è stata sorpresa mentre cercava di scappare o è stata trascinata via dalla propria abitazione ed è stata strappata alla vita. La parola accanto all'opera d'arte. E si ritorna alla tradizione orale. In questo caso è scritta, ma è un connubio importante che delle pietre fanno, a mio modo di vedere, un modo d'eccellenza di comunicazione al passante anche più disattento. È per quello che 1 anno e mezzo fa, assieme ad AMPI, alla comunità ebraica di Genova e naturalmente l'Associazione Nazionale Extradeportati, abbiamo deciso di istituire un comitato apposito che presiedo per la posa delle pietre d'inciampo nella città metropolitana di Genova, quindi con un'estensione geografica piuttosto rilevante, con una volontà che è quella di sollecitare innanzitutto gli eredi di queste storie affinché per il tramite del comitato, che si fa strumento per potersi interporre nelle relazioni con l'artista, in realtà con la sua preziosissima collaboratrice Anne Thomas, che
mi fa piacere ricordare perché credo sia la sola ad occuparsi delle relazioni internazionali per tutta Europa, infatti non so come riesca a star dietro a tutti gli ordini, che sono veramente tanti ogni anno. Si dà modo a persone che in casa loro riconquistano il desiderio di ricordare i loro cari, affinché il loro ricordo possa essere condiviso con gli ulteriori sconosciuti fruitori di queste piccole opere d'arte. Stiamo lavorando e anzi faccio un invito a tutti voi, ho proprio finito poco fa di parlare con coloro che coorganizzano con me la cerimonia che avrà luogo, è stata pubblicizzata a suo tempo dalla città metropolitana perché si trattava di uno degli avvenimenti che abbiamo insomma in qualche modo organizzato per la memoria di quest'anno. Mi riferisco alla posa della pietra d'inciampo che verrà collocata il 21 di marzo prossimo in via 20 settembre al 119 Rosso, di fronte ad un negozio, poi vi faccio avere magari i dettagli, di fronte ad un negozio nel quale si trovava una persona, un genovese, il quale per ragioni politiche è stato arrestato ed è portato al campo di concentramento di Fossoli di Carpi ed è stato l'unico trucidato assieme agli altri 66, erano 67 martiri, oggi vengono ricordati, della strage di Cibeno, non so se ne avete sentito parlare, che si è consumata il 12 di luglio del 1944 appunto nel campo, scusate, in prossimità del campo di concentramento Durchgangslager di Fossoli di Carpi, e cioè a Cibeno, dove si trovava un poligono di tiro dove queste persone sono state condotte a 2 riprese, caricate a bastonate su dei camion e massacrate nella prossimità di una fossa comune che era stata scavata dai prigionieri ebrei del campo, della sezione ebraica di quello stesso campo in cui i prigionieri politici si trovavano. Giornata durante la quale questa strage ebbe luogo e che vide mio zio, proprio in quei giorni, detenuto nel campo, Bruno De Benedetti, il fratello di mia zia Franca De Benedetti, che lascerà poi quel campo di concentramento alla fine del mese di luglio, quando verrà liquidato, il 31 di luglio, per poi essere deportato assieme a tutti gli altri ebrei misti in occasione della liquidazione vera e propria del campo, decisione che venne assunta come forma di rappresaglia per il tentato e fallito attentato a Hitler del mese prima. Questa pietra mi fa molto piacere che venga collocata qua perché risponde ad un'esigenza che è quella di organizzare eventi legati alla memoria in maniera condivisa, con tutte le istituzioni culturali possibili, affinché se ne abbia la massima diffusione. Questa pietra in particolare è stata voluta innanzitutto da ANED Milano, il Comitato delle Pietre d'Inciampo Lombardo, in persona di Marco Steiner, che approfitto per ringraziare, il quale ha assunto l'iniziativa ormai credo 2 anni fa, poco prima che si celebrasse l'80° della strage di Fossoli di Carpi, quindi della strage di Cibeno, di dedicare a coloro che già non l'avevano avuta, perché alcuni loro parenti già l'avevano collocata, appunto una pietra d'inciampo a tutti i 67 martiri. Questa cerimonia quindi verrà condivisa con un delegato della Fondazione Fossoli di Carpi, che verrà apposta a Genova quel giorno. Naturalmente saranno presenti le autorità genovesi, quindi il sindaco Picciocchi, e poco fa ho parlato con il presidente Carratù del municipio competente, che sarà presente a sua volta. Naturalmente ci saranno gli eredi e mi farà molto piacere se sarete presenti anche voi, possibilmente avrà luogo alle 11:30 del mattino. Naturalmente sarà nostra cura invitare gli studenti delle scuole perché sono i principali destinatari di iniziative come questa. Queste le pietre d'inciampo che noi abbiamo collocato l'anno precedente sono state moltissime, queste un po' meno perché quest'anno un po' meno perché ci sono state alcune difficoltà logistiche che spero di riuscire a risolvere, ma mi fa piacere ricordare la posa che ha avuto luogo il 10 di gennaio dell'anno precedente, che ne ha viste 13 collocate in tutto il territorio genovese, nell'estremo ponente, nel centro cittadino e nel Levante. Un'attività che poi è culminata con un evento di cui forse avrete sentito parlare e che si collega al discorso introduttivo, cioè all'importanza del colloquio, dello scambio di informazioni e racconti, che ha avuto luogo proprio quello stesso giorno alla presenza dell'artista, perché come forse alcuni di voi sanno, Gunther Demnig,
anche se un po' più stanco e malato di un tempo. Infatti ha fatto saltare l'ultimo viaggio che aveva organizzato nel nord Italia in questo periodo. Era stato presente ed aveva accettato di buon grado l'invito che gli avevamo rivolto, innanzitutto per conto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, di tenere un incontro con il numero più ampio possibile di studenti delle scuole genovesi, e a Palazzo Ducale quello stesso giorno ha avuto luogo questo incontro, che è stato di grandissimo successo. C'erano quasi 1000 ragazzi oltre ai loro insegnanti, quindi tutti radunati nel salone del Maggior Consiglio, ed è stato in quell'occasione che Gunther ha spiegato a tutti qual è la ragione per la quale le pietre vengono collocate da allora, dal 1992, perché si fa memoria quando i nomi dei protagonisti di queste stragi non vengono dimenticati, vengono letti e ricordati dai fruitori di queste piccole opere d'arte. Io devo confessarvi una cosa. In questo lungo percorso di attività dedicate alla memoria mi trovo molto spesso in difficoltà nel dare un giudizio positivo in termini di efficacia di molte delle attività che vengono svolte, perché spesso sono effimere, perché cadono o bruciano come fuochi di paglia, o addirittura, se celebrati proprio in occasione dei giorni prossimi al 27 di gennaio, rischiano, come dire, di non estendere il loro significato, che dovrebbe segnare le coscienze di tutti durante tutto l'anno. Mi capita sovente di parlare ai ragazzi e di dirmi contrario alla dedica di qualcosa a qualche giornata, non so se è una riflessione che avete fatto anche voi, ma si rischia di confinare, che ne so, l'opposizione alla violenza di genere, alle discriminazioni, ad altre battaglie di questa natura, soltanto al giorno in cui si dedica l'attenzione, la riflessione al problema. Questo non può essere, soprattutto con riguardo ai valori che intendiamo proteggere facendo memoria, che sono i valori fondativi dell'ordinamento democratico. E non devo certo sollecitare la vostra fantasia nel chiamare a raccolta le idee sulla contemporaneità, sul fatto che siamo in un mondo nuovamente in guerra, dove il dialogo, dove il negoziato, dove i valori democratici, il rispetto delle norme di legge, dove l'efficacia della giustizia appaiono affievolirsi sempre di più, a discapito di risoluzioni, di conflitti tra i popoli che passano necessariamente con l'accensione delle armi. È da qua che vorrei fare quindi questa riflessione. Io sono contento, sono felice, credo, tutte le volte che nel tavolo presso la città metropolitana di Genova sottopongo all'attenzione delle altre persone che partecipano all'organizzazione degli eventi della memoria le attività che ho in mente. Sono senz'altro utili convegni, perché si approfondiscono dei temi di estremo rilievo con esperti, accademici. Abbiamo avuto noi stessi degli incontri molto interessanti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Ne abbiamo dedicato 1 o 2 anni fa alla presa, l'abbiamo chiamata così, da parte del fascismo in applicazione delle leggi razziali di tutte le accademie delle scuole genovesi, e la professoressa, la dottoressa Chiara Dogliotti è stata efficacissima, così come la professoressa Signori dell'Università di Pavia. Quest'anno per esempio abbiamo dedicato un incontro che è stato molto efficace, molto partecipato, dedicato alle razzie delle opere d'arte o comunque del patrimonio ebraico, in applicazione di nuovo delle leggi razziali dal 1938 in avanti, l'istituzione delle geli, di tutte le istituzioni italiane che si sono occupate dello spoglio dei beni artistici e no di proprietà della popolazione ebraica. Abbiamo anche avuto modo di organizzare un efficace concerto, devo dire la verità, è stato un episodio, un evento molto, molto partecipato e gradito, anche perché anche in quell'occasione siamo riusciti a far cooperare nella realizzazione di questo evento tutte le istituzioni culturali, non soltanto genovesi, ed in effetti la partecipazione è stata veramente notevole. Un concerto che si è tenuto di nuovo al Salone del Maggior Consiglio, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di esservi, pochi giorni fa, dove con partecipazione con la Giovine Orchestra Genovese, con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che sono riuscito a far venire in città, naturalmente con Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura, ANED e ILSREC, siamo riusciti ad estendere a un numero di persone elevatissimo un concerto
organizzato da giovani, con solo presenza di giovani artisti, tra cui quelli di recente assunti alle dipendenze della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, la cui qualità artistica è veramente elevata proprio grazie al fatto che si tratta di giovani che oggi più che mai riescono ad avere una formazione in Europa di strumento molto più raffinata e penetrante di quanto non si riuscisse a fare in tempi passati, e una giovane pianista la quale ha offerto al pubblico rivisitazioni di un repertorio legato al film Schindler's List, musicati ex novo dal maestro che era presente in sala. Perché vi dico tutte queste cose? Perché in realtà, a mio modo di vedere, quel che più mi preoccupa è che queste attività in realtà non abbiano fino in fondo la durevolezza che bisognerebbe invece cercare di conquistare. In questo percorso di memoria, e qua vengo al sottotitolo dell'incontro che ho avuto in mente di offrire, insomma, quando mi è stata data questa opportunità, non posso sottacere un'attività che è stata innanzitutto sorprendente per il sottoscritto, per quelli che sono stati gli epiloghi e gli sviluppi di queste attività che ho svolto. È sempre sì, quando non si trova è così, purtroppo succede. No, ma sì, io anche litigo col mio cellulare, fa quello che vuole, quindi appunto, non a caso l'ho detto prima, quindi è perfettamente in tema, non ci preoccupiamo, non ci imbarazziamo, è in tema. Hanno sopravvento. Che cosa è successo nella mia vita professionale che mai avrei immaginato si collegasse così tanto a questo percorso di memoria? Un qualcosa che ha sorpreso, come vi dicevo, innanzitutto me. Non so se sapete che ad aprile del 2022 l'Italia, con un decreto, il decreto 36 dell'aprile appunto del 2022, all'articolo 43, un decreto legge, ha istituito un fondo originariamente di poco più di 50 milioni di euro, che è stato poi aumentato a circa 61 milioni di euro con interventi normativi successivi, volto proprio a indennizzare gli eredi delle vittime dei crimini contro l'umanità commessi dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, nell'intero periodo. La norma è precisissima e comprende la data che va dal 1° settembre, con l'occupazione della Polonia del 1939, sino al 9 maggio del 1945, con la conclusione del Secondo conflitto mondiale. Un'estensione massima. Un provvedimento di legge, e ve lo dico un giurista, un avvocato, per di più, come dire, inserito anche, no? In contesti di memoria e cultura, anche giuridica, quale è quella che per sua natura ha sempre promosso l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei campi di sterminio, proprio perché nacque all'indomani della conclusione della Seconda Guerra Mondiale con la finalità di supportare e offrire protezione di diritti di coloro che i diritti li avevano visti assolutamente annientati. Vi dicevo, un fondo che in realtà è stato tenuto nascosto, è stato inserito appunto in un decreto che parla di PNRR, un sacco di altre cose, che quando è arrivato al mio tavolo su indicazione di un collega di Torino mi ha fatto saltare sulla sedia, perché in realtà è un argomento di estremo interesse non solo giuridico, ma proprio perché protegge i diritti di persone a cui quei diritti erano stati sottratti e che venivano invitati letteralmente dal governo italiano a promuovere giudizi contro la Repubblica Federale Tedesca per far valere le loro pretese risarcitorie, avessero subito loro, se ancora in vita, o i loro parenti, crimini contro l'umanità per opera del regime nazifascista. In un paese civile, mi sono detto, questa norma sarebbe finita alle 8 di sera al TG1. Dopodiché si sarebbero fatti convegni, si sarebbero interrogate le coscienze, avremmo ripreso la nostra storia in mano, avremmo sollecitato la cittadinanza italiana, perché solo agli italiani questa norma è stata indirizzata, affinché si partisse con queste vertenze, innanzitutto per onorare i nostri parenti, ricordarli, fare memoria. Invece questo decreto è stato tenuto volutamente nascosto, perché l'intendimento governativo
era quello che mi accingo a spiegarvi. Mi perdonerete se sono un pochino tecnico e forse un po' noioso, ma vi chiedo veramente 5 minuti di attenzione perché poi condividerò la riflessione che ho svolto a seguito di un'esperienza che ho avuto sulla mia pelle. A partire dal 2004 vi erano state delle sentenze in Italia. Il primo caso è quello risolto dalla Corte di Cassazione relativo al caso Ferrini. Si trattava anche in questo caso di una deportazione. Era stato promulgato, in qualche modo sposato, il principio accolto su iniziativa di un avvocato, l'avvocato Lau, secondo cui in Italia dovesse prevalere l'accesso alla giustizia rispetto a un altro principio di natura consuetudinaria, di diritto internazionale, che è quello di immunità fra stati. Mi spiego meglio. Nei rapporti tra due stati, tra due o più stati, magari reduci da un conflitto, vige niente meno che dal 1648, cioè dalla pace di Westfalia, che pone fine, esattamente, che pone fine alla guerra di 30 anni, il principio per cui esistono sovranità equanimi tra stati, talché uno Stato o i cittadini di uno Stato non possono fare causa a un altro Stato per ottenere forme di risarcimento e in particolare, in questo caso, per i crimini di guerra. Il principio consuetudinario vige da allora ed è sempre stato dichiarato assolutamente invalicabile. Avessimo fatto una causa, prima di questo processo, contro la Germania per ottenere danni da perdita parentale, come per esempio succede attualmente, avremmo visto la Germania costituirsi in giudizio in Italia, sollevare l'eccezione relativa all'applicazione, anzi alla violazione del principio consuetudinario di immunità fra stati, talché il giudice avrebbe deciso: non sono competente, non posso decidere la causa, perché la Germania è immune. Ho finito la parte noiosa. Ci sono state delle rivoluzioni di questo principio, sino che si è arrivati ad un'importantissima, quanto bella, devo dire, profonda sentenza pronunciata da uno dei nostri più grandi giuristi, secondo me, Giuseppe Tesauro, quando era presidente della Corte Costituzionale, che nel 2014, dopo varie vicissitudini, pubblica una sentenza che dà contro al principio di accoglimento di immunità fra stati che era appena stato proclamato dalla Corte Internazionale di Giustizia, sostenendo che la Corte Internazionale di Giustizia avesse torto e che l'Italia invece, in forza dei propri principi costituzionali, e in particolare l'articolo 2, che parla della dignità dell'uomo, e l'articolo 24, che parla del diritto dei cittadini di ottenere protezione giudiziale da parte della magistratura, sono principi rispetto ai quali il principio di immunità fra stati deve soccombere. L'Italia è l'unico paese al mondo ad aver proclamato questa supremazia dei valori fondativi dell'ordinamento democratico. Ed è stato ovviamente un effetto dirompente, perché da quella data in avanti molti cittadini italiani hanno cominciato a promuovere tutta una serie di vertenze, ottenendo via via delle sentenze di condanna della Germania, che non ha mai accettato ovviamente tutto questo, tant'è vero che appunto nel 2022 la Germania si è rivolta di nuovo alla Corte Internazionale di Giustizia chiedendo addirittura delle misure d'urgenza affinché si bloccassero le cause in Italia e ha chiesto che in Italia venissero sospesi, che cosa? Dei procedimenti esecutivi che sulla base di queste sentenze vedevano quasi nell'immediatezza la spoliazione e la vendita all'incanto di beni strumentali di proprietà della Germania sul suolo italiano. Villa Vigoni a Como, il Goethe Institut, istituti di archeologia, tutta una serie di edifici storici sul suolo italiano, in particolare a Roma, dal valore milionario. A fronte di questa minaccia di ottenere dalla Corte di Giustizia una moratoria, cioè un blocco di queste iniziative, l'Italia ha detto: fermi tutti, istituisco il fondo, ci pensiamo noi e paghiamo noi, sostenendo che i soldi messi da parte per questa iniziativa derivassero dagli accordi di Bonn, cioè dagli accordi stipulati dall'Italia con la Germania al valle della Seconda Guerra Mondiale
e che hanno visto in 2 riprese, in realtà poi i pagamenti sono avvenuti negli anni 60, il pagamento di circa 80 milioni di marchi tedeschi, in realtà 40 destinati alle vittime delle stragi, insomma dei crimini contro l'umanità, che poi hanno visto forme di pagamenti discutibili, ma questo è un altro paio di maniche. Arriviamo alla ragione per cui vi ho parlato di tutto questo. Mi aveva stupito moltissimo che queste iniziative del nostro governo non fossero state pubblicizzate. Avevo capito poi ben presto che si trattava di un escamotage per salvare delle relazioni internazionali, perché Italia-Germania, di fronte alla messa all'incanto di beni strumentali in violazione di principi di diritto internazionale, rischiavano di compromettere equilibri importanti. Quindi il governo Draghi aveva appunto istituito questo fondo. Io però, di fronte ad un intendimento che non era quello di far memoria, non era così nobile come io a tutta prima avevo pensato, e ne venivo da un periodo di ricerche di almeno 7 anni rispetto alla storia della mia famiglia. Avevo scoperto documenti meravigliosi da parte di chi era stato deportato e poi era morto, restituendo la voce, una tomba addirittura, ad una persona che si credeva del tutto scomparsa. Non ho potuto accettare che il mio Stato avesse potuto comportarsi in questo modo solo ed esclusivamente per salvaguardare i rapporti economici. E quindi mi sono messo a diffondere l'argomento e ho organizzato con l'Università di Genova 2 convegni proprio sul tema, con il Dipartimento di Diritto Internazionale. Abbiamo parlato agli studenti, sono venute alcune delle persone che poco prima mi avevano conferito il mandato per promuovere alcune di queste vertenze contro la Germania dinanzi ad alcuni dei tribunali a Genova, a Roma, a Modena, tra cui la vertenza relativa ad alcune delle vittime della strage di Cibeno, con le quali sono entrato in contatto, eredi con i quali sono entrato in contatto e che, sposata la causa della memoria, hanno deciso di promuovere queste vertenze nonostante l'enorme dolore che ancora in loro non era stato in alcun modo sopito. Cosa è successo? Che subito dopo aver dato vita ad un confronto tecnico in materia di diritti veri, proclamati, o almeno con l'intendimento di proclamarli nel rito di fronte alle corti di tutta Italia, abbiamo suscitato interesse da parte della comunità internazionale. Sono stato contattato quasi per caso mentre accompagnavo in uno dei tanti e tanti viaggi che ho svolto ad Auschwitz, niente meno che dal ministro degli affari esteri della Repubblica Polacca, che mi ha invitato a Varsavia e abbiamo parlato dell'argomento. Tanto che da lì è nata tutta un'ulteriore attività di diffusione di questi valori per il tramite della memoria. È stata una delle emozioni più forti, credo, della mia vita, quella che ho provato quando sono stato invitato il 25 di aprile di 2 anni fa a tenere un discorso proprio su queste tematiche al Consiglio d'Europa a Strasburgo, dove ho parlato di immunità fra stati, dove ho parlato di crimini contro l'umanità, di fronte ad alcuni dei 49 paesi che costituiscono questa istituzione, che è poi di fatto la longa manus dell'ONU sul suolo europeo. E vi garantisco che vedere di fronte a me l'ambasciatore lì presente dell'Ucraina, in lacrime, era appena scoppiata la guerra, dopo che avevo menzionato la necessità e proposto al Consiglio d'Europa, rispondendo all'obiettivo istituzionale del Consiglio d'Europa, che lo stesso si occupasse di lavorare su un testo di convenzione internazionale nell'ambito della quale i paesi firmatari rinunciassero, dichiarassero in nome della pace, in nome del dialogo, in nome del negoziato, rinunciassero preventivamente ad applicare, a chiedere, a invocare il principio di immunità fra stati in ipotesi di conflitto, mi ha dato veramente la conferma dell'assoluta importanza nel far memoria, di parlare innanzitutto attraverso le istituzioni che la memoria la fanno davvero, senza, io credo, oramai oggi più nemmeno rendersene conto, tra cui le istituzioni americane, in realtà costituite anche, anzi, c'era De Gasperi, in Europa, scusatemi, tra cui il Consiglio d'Europa, da non confondersi con le altre istituzioni europee. Questo è stato istituito subito dopo la guerra. Da lì
il percorso è proseguito. Sono stato invitato a Londra, a Westminster ne ho parlato, sono stato invitato ad Atene, all'EPLO, un istituto di diritto internazionale, a Palić in Serbia qualche mese fa, invitato dall'Università di Belgrado, dove hanno pubblicato un piccolo scritto a riguardo, sino a che le vertenze che ci occupano sono cresciute e cresciute e cresciute. E in Italia oggi nessuno sa che pendono di fronte ai tribunali italiani 1652 cause, promosse da altrettanti avvocati, in realtà in nome e per conto di 15-20 mila persone almeno. Alcune di queste cause infatti sono promosse come class actions, quindi sono tutte assieme, soprattutto per le stragi come quella che io seguo dinanzi al Tribunale di Mantova, cause le quali incredibilmente sono connotate dalla stortura per cui la Germania non si costituisce nemmeno più, perché allarga le braccia e aspetta di capire l'esito, tanto più adesso a valle della promulgazione del fondo, perché sa che quindi nessuno di loro rischia quantomeno sotto il profilo economico di sborsare alcunché. Ma soprattutto quella stortura consistente nel fatto che compare nei giudizi l'Italia che difende l'Italia contro i cittadini italiani, sollevando al posto della Germania eccezioni assurde perché superate oramai dalla giurisprudenza come legittimazione passiva, ma soprattutto la prescrizione, che in realtà è un problema ovviamente risolto e ovviamente del tutto, come dire, antitetico, un ossimoro se vogliamo, rispetto all'intendimento del legislatore che ha appena finito di istituire un fondo proprio per i crimini risalenti a circa 75 anni prima. Quindi il paradosso è che noi avvocati litighiamo con l'avvocatura dello Stato che difende o il Ministero degli Affari Esteri o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si costituiscono in giudizio e che difendono per fare cosa? Per risparmiare. Appellano le sentenze perché vogliono ridurre il più possibile la consistenza numerica delle vertenze, la resistenza stessa delle vertenze, come spesso accade perché gli eredi sono molto anziani, ed è già capitato che molte persone decedessero nel corso delle cause, per poter far sì che tutto questo si consumi in cenere con il minor chiasso possibile. Io trovo tutto questo francamente inaccettabile, se non che stiamo avendo ragione delle iniziative che abbiamo assunto, perché i tribunali oramai sono di fronte all'impossibilità di accogliere le domande, se formulate bene, e quindi si chiudono tutte queste cause con delle importanti sentenze di condanna. Non so se vi è capitato di leggere sui giornali, ma ripeto, queste notizie non arrivano. Il presidente Mattarella, il 25 aprile dell'anno scorso, è andato in Val di Chiana, Civitella di Val di Chiana, dove si era consumata una strage, è andato lì apposta perché sollecitato da un privato cittadino che aveva richiesto la sua attenzione affinché si dessero delle risposte in merito al fatto che la sua pretesa dinanzi al tribunale non trovava soddisfacimento. Curiosamente è stata la prima persona a ricevere 800.000 euro di risarcimento danni liquidati da quel tribunale a seguito di un procedimento penale proprio in ragione dell'interesse delle istituzioni e di questo faro acceso sulla memoria. Come vi dicevo, io a mia volta seguo delle vertenze di questa natura e si tratta di procedimenti pendenti. Ci sono delle novità e delle informazioni che attualmente sono sottoposte a segreto e non posso divulgare, ma si sta riconoscendo la memoria tragica di questi eventi anche a persone molto importanti, che hanno fatto la storia del nostro paese, eppure di tutto questo evidentemente non si vuole parlare. Credo che sia emblematico perché si collega alle conclusioni che io tiro quando vado a parlare ai ragazzi delle scuole, ciò che mi è accaduto da poco e fa sempre parte di questa mia digressione sull'importanza della memoria facendola bene. Ho accompagnato i ragazzi nel viaggio istituzionale organizzato da Regione Liguria non più tardi della settimana scorsa, di nuovo in Polonia,
Quindi siamo andati nel campo di concentramento di Auschwitz, siamo andati in giro per Cracovia, poi al ghetto di Varsavia con un trasferimento interno. In uno degli incontri che avevo avuto in precedenza, in particolare al Consiglio d'Europa e poi ad Atene, avevo conosciuto una professoressa di diritto internazionale dell'Università di Cracovia che, saputa della mia venuta, mi ha invitato e sono andato a tenere un discorso, una lezione ai suoi ragazzi, agli studenti dell'Università di Cracovia, una delle più importanti, hanno più di 10.000 studenti, proprio su questo tema. E la professoressa mi ha pregato di portare l'esempio Italia, che è proprio la scuola della materia, all'attenzione dei ragazzi per spiegare a questi futuri avvocati quale sia l'importanza delle persone, dei singoli, nell'ambito delle nostre comunità. Curiosamente questa richiesta si sposava con l'esito degli incontri che io ho nelle scuole, quando parlo ai ragazzi alla fine di tutto il percorso attraverso il quale li porto per mano, come vi dicevo prima, di salvezza e di morte di coloro che hanno subito la Shoah in casa nostra, per poi spiegare loro qual è l'importanza di ciascuno di loro nella loro vita familiare, scolastica, di quartiere, nel condominio, nella loro città, nel loro paese, affinché via via, nel puntare l'attenzione su coloro che hanno fatto la differenza, su quelli che hanno fatto la scelta giusta, ne veniamo dal giorno dei giusti, pochi giorni fa li abbiamo ricordati, percepiscano qual è il ruolo del singolo nella società e quale può essere l'importanza di un gesto apparentemente trascurabile per le sorti di un qualcuno vicino a loro. E devo dire che questa riflessione arriva al cuore delle persone ogni volta. Cito Liliana Segre: noi siamo fortissimi, dice sempre, diceva ai suoi incontri, nel ricordare se stessa, una gamba, un piede davanti all'altro durante le marce della morte. È lo stesso discorso che io porto ai ragazzi e mi è appena capitato di farlo adesso in università a Cracovia. È stata una lezione entusiasmante. Sono stato ringraziato perché ho spiegato un concetto essenziale, che è quello di rappresentare quale possa essere la climax, diciamo così, di un'attività di memoria che, come vi dicevo, nel mio caso è nata da un incontro in una scuola con 25 alunni e che per avventura mi ha portato tutto ciò che vi ho appena finito di descrivere. Eppure io sono un qualunque avvocato del Foro di Genova, né più né meno. L'impegno però è stato tale da consentirmi addirittura parlare ai grandi della terra di principi consuetudinari, di diritti universali, di crimini contro l'umanità, spiegando che si può fare la differenza anche da piccoli avvocati. Perché quindi io credo che la memoria, quella giusta, vada fatta in questo modo, anche con le pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo che però nascono dalla sollecitazione di chi la curiosità se la fa venire, che scava nelle storie della propria famiglia e decide di metterle a fattor comune, non soltanto per la tragedia subita in casa, ma per la preoccupazione che la tragedia abbia a ripetersi e che quindi quei nomi, quelle date incise sull'ottone possano evocare delle storie come forma di memento, come forma di deterrenza, no? Rispetto a nuovi conflitti, affinché il campanello d'allarme cominci a trillare tutte le volte che di fronte a noi vediamo il sopruso, la discriminazione, il venir meno di diritti, anche semplicemente la sciatteria con cui vengono gestiti o difesi servizi essenziali o i diritti delle persone. E credo di aver colpito nel segno, nell'aver parlato a questi ragazzi dell'università, avendo visto il loro entusiasmo, restituendo loro il significato di un mestiere che si deve accompagnare alla presa di coscienza da parte della collettività di quanto sia importante, a mio modo di vedere, l'unica vera forma di memoria. Noi facciamo memoria per preservare lo Stato di diritto. Non c'è nessun altro obiettivo. A volte non lo sappiamo perché sono le nostre piccole storie che magari difficilmente escono dalle case, dalle mura domestiche, come è successo a casa nostra. Ma nel metterle in comune, raccontandole agli altri,
preserviamo la memoria. Come diceva la mia presidente Miriam Krauss, la ricordo sempre con estremo piacere, per creare nuove sentinelle di memoria che lei individuava nei giovani. I primi che dovrebbero rendersi strumento, sollecitati dagli adulti all'importanza del ricordare, non attraverso i libri di storia, dove ci sono i maxi, grandi temi, ma nelle storie che vengono tramandate tra persone, che nei libri di storia non finiranno mai. Concludo ricordando ciò che dissi anche in uno di questi incontri, a cui credo molto, al 75° anniversario dell'apertura delle porte dei cancelli di Auschwitz per opera dell'Armata Rossa. Al Parlamento europeo Liliana Segre si è rivolta alla platea dopo aver raccontato per sommi capi le sue disavventure, la sua tragedia, il suo dolore, e ha ricordato il disegno fatto da una bimba a Theresienstadt, il famoso campo di concentramento dove ebbero luogo massacri, che costituì una delle principali forme della propaganda tedesca, dove si suonava musica, si componeva musica. Organizzeremo dei concerti di musica concentrazionaria, oramai esiste un filone, ci sono già i repertori messi da parte. Questa bambina disegnò, durante la sua detenzione, delle reti spinate sopra le quali volava una farfalla gialla. Se ne è parlato tanto. Beh, io credo realmente che quella farfalla gialla a cui lei si rivolgeva, nell'evocare e nel chiedere a tutti i suoi ideali nipoti e pronipoti di essere quella farfalla gialla, perché non esiste rete di filo spinato sufficientemente alta per poter fermare quella farfalla gialla, che quella stessa farfalla non sia altro se non l'accesso al diritto. L'accesso al diritto attraverso il ricordo e la memoria delle nostre storie. L'accesso al diritto, che è ciò che viene precluso, dove ci si approssima a nuovi conflitti. Abbiamo bisogno di norme di legge, ma abbiamo bisogno di qualcuno che le faccia applicare. E se non si ha modo di ottenere la risposta da parte della magistratura, se il cittadino, quale che sia la sua posizione all'interno della società, non ha modo di veder proclamato attraverso un rito, non a caso, quello che è il suo diritto, allora è già guerra. Ed è un attimo che i diritti vadano persi. Per quello io credo, a discapito di molti, che queste vertenze di cui vi ho parlato, sperando di non avervi annoiato tanto, in realtà abbiano in sé tutta l'importanza di chi in cuor suo ha percepito il rilievo che queste storie hanno, il rilievo che la memoria ha ai fini della riproclamazione della supremazia del diritto, soprattutto in antitesi ad un periodo, dal 38 in avanti, laddove il diritto era stato annullato, non soltanto per una categoria di persone, a ben vedere, perché nel sottrarre i diritti alla popolazione ebraica sono stati sottratti i diritti a tutti, perché è stata sottratta a tutti la libertà della democrazia. Queste cause, a mio modo di vedere, sono un'estrema, importante forma per fare memoria. Sicuramente debbono accompagnarsi ad altre, quelle magari più vicine a coloro che hanno una sensibilità più marcata, soprattutto ai ragazzi delle scuole, soprattutto se ti rivolgi ai bambini delle elementari, dove l'eloquio va misurato, dove le descrizioni vanno edulcorate. Ma per gli adulti no. A mio modo di vedere, questo è il modo per fare memoria. Grazie mille. 21 marzo 119 rosso. Ah, no, allora ho sentito male io, scusi. A te. Grazie. Allora, ringrazio molto l'avvocato Biolay. Chiedo
a qualcuno dei presenti se vuole fare delle domande, se ha delle considerazioni da fare. Allora posso rompere il ghiaccio io. Due considerazioni. La prima è che mi piace sottolineare il fatto che la prima o le prime pietre d'inciampo che sono state messe nel 92 dallo scultore tedesco erano per ricordare Rom e Sinti, il che mi pare la dica lunga sul fatto che è proprio fatto per una memoria di coloro che sono considerati diversi, che sono considerati una minoranza che si può reprimere liberamente. La seconda domanda è se ci puoi dire qualche cosa per esempio su alcune delle pietre d'inciampo genovesi. Mi pare per esempio, ma non vorrei sbagliare, che ce ne sia in largo Lanfranco anche una su Labò. È possibile che ricordi? Insomma, è vicino a Via Roma, comunque insomma ho un ricordo di Labò. Qualcheduna di queste figure genovesi? Sì, certo. Sì, come dicevi tu Maria Stella, in effetti le prime sono circa 1 migliaio, insomma, pietre che Gunther Emmerich ha messo a Colonia nel 1992. Erano dedicate alla comunità di Rom e Sinti perché di loro non si occupava nessuno, e la peculiarità di questo posizionamento fu quella che vennero collocati in piena notte, in divieto assoluto di fare una cosa, perché è occupazione di suolo pubblico. Quindi l'idea dell'artista era proprio quella di mostrarsi, come dire, volonteroso, violatore di norme di legge, proprio perché di questa iniziativa si parlasse il più possibile. Ed evidentemente ha ricordato poco fa il numero delle pietre, il fatto che questo piccolo capolavoro di arte di strada, come la si definisce, abbia avuto così tanto successo nelle Stolpersteine, in effetti si deve forse anche a questo chiasso che l'artista ha chiesto, ha suscitato. Dunque le pietre genovesi sono tante oramai, ne abbiamo più di 24 credo siano, un numero del genere. L'ho perso addirittura il conto e sono anche felice di averlo perso, vuol dire che sono molte. Dunque quelle che noi abbiamo posizionato il 10 di gennaio sono un po' miste. Mi piace ricordare le 7 pietre che abbiamo messo in via Padre Semeria, di un'intera famiglia deportata, la famiglia Sonnino, nonni, genitori, figli, tutti deportati ad Auschwitz, di cui si sa tutto, storia di cui si sa ogni cosa, grazie ad un libro edito dalla figlia di Piera Sonnino, che è l'unica ad essere ritornata viva in Italia per raccontare quel che ha visto del progressivo morire delle persone con cui ha condiviso la detenzione a Birkenau. Ed è stato, ricordo, un momento molto intenso, quello di collocazione di tutte queste pietre. È una percezione forse personale, ma d'altronde vederle con i nomi di queste persone, il luogo, perché c'è scritto qui abitava, con nome e cognome, evoca la strage di un intero nucleo familiare, peraltro in quella occasione su delazione italiana. L'arresto era stato fatto su iniziativa di fascisti che avevano portato da lì tutta la famiglia a pochi passi, ovviamente, alla casa dello studente, da cui poi partì la loro deportazione più avanti. Le altre pietre che abbiamo collocato in quell'occasione sono varie. C'è la pietra di Moisello, c'è la pietra di alcuni dei nostri familiari, la famiglia Vallabrega, che erano in particolare la sorella di mia bisnonna, Ida Foa, suo marito Arturo Vallabrega e il figlio Luciano Vallabrega. Le pietre sono state collocate sempre in quella giornata in Corso Magenta. Una accanto all'altra. L'artista mi ha chiesto di poter mettere la pietra di Luciano in mezzo ai suoi genitori perché gli stessero accanto. Ha scelto lui la posizione del nucleo familiare sul selciato, ed è stata una
ed è stato un momento molto intenso. Quell'edificio era stato quasi completamente devastato da un bombardamento, era la loro casa, che avevano abbandonato per recarsi nella casa degli altri nostri parenti, dove abitava appunto tra loro anche Bruno De Benedetti, all'1 di via Mameli, quindi a poca distanza, dove per diversi mesi tutto il mio nucleo familiare si è radunato in attesa dello sfollamento verso Levanto e poi da lì il peregrinare verso la Svizzera attraverso Como, Maslianico, in un percorso difficilissimo e tortuoso che ha visto alcuni di loro salvarsi e altri invece, come vi ho accennato prima, subire la denuncia di un commilitone che ha consegnato ai fascisti e quindi ai tedeschi tutti loro. Le altre pietre che abbiamo collocato sono anche, mi piace sottolinearlo, in memoria di deportati per ragioni politiche, quindi anche di partigiani. E c'è una pietra in realtà in via Felice Cavallotti che è stata deposta, che è stata messa dall'artista in memoria di uno degli ebrei che invece è stato deportato in occasione della retata del 3 di novembre del 1943. La retata di cui forse sapete tutto, quindi non vi dirò. E anche quello era stato un momento molto intenso, perché ricordo che se n'era parlato, si era riusciti a fare un po' di pubblicità e dalla scuola che si trova di fronte erano venuti spontaneamente insegnanti e bambini che mi avevano chiesto di raccontare loro che cosa era accaduto tra il 2 e il 3 di novembre, con questi occhioni spalancati mi chiedevano notizie sulla signora Romana Rossi Serotti, di Massimo Teglio, di coloro che si erano adoperati come giusti affinché gli ebrei non cascassero nella trappola tesa loro dai tedeschi, dalle SS che avevano occupato la sinagoga. A proposito, non posso dimenticare le pietre dedicate all'intera famiglia Polacco. E a questo riguardo mi viene in mente un'altra cosa da ricordare, di cui ho parlato in occasione dell'apertura delle celebrazioni per la memoria quest'anno a Palazzo Ducale, cioè di un progetto che si sposa molto a quello che finora vi ho detto, cioè l'idea della necessità di far parlare le pietre e di tenere viva la memoria per evitare che questi piccoli capolavori d'arte non passino inosservati, come ahimè molto spesso accade per le nostre lapidi, per i luoghi, per le steli, per le lastre che vengono collocate qua e là, dove spesso ci si ritrova il 25 di aprile, anche con tante belle contestazioni, in presenza di pochissima gente. L'iniziativa che abbiamo, no, non è mia, anzi, l'iniziativa che la mia compianta presidente aveva deciso di coltivare, che mi aveva chiesto di porre in essere, è quella relativa all'idea di far adottare le pietre d'inciampo dagli istituti scolastici, che è una bella cosa, anche perché le pietre d'inciampo vanno manutenute, vanno pulite, le scritte incise sul lattone si cancellano, o meglio, via via si sporcano. E l'idea che un istituto scolastico, d'intesa con il comune, che parla a nome di tutti, tenga viva la memoria assieme e su incarico dei dedicatari, a cui io vorrei far proprio scrivere un contratto di consegna, no? Di adozione da parte della scuola di quelle pietre, consentirà di generazione in generazione, di classe in classe, a tutti gli studenti che sanno che il loro istituto ha adottato quella pietra, di prendersi cura della memoria di quel piccolo capolavoro d'arte. Questo è un altro strumento che ci è venuto in mente per tentare di tenere viva la memoria, insomma. Gli strumenti sono tanti, come vedete, insomma, da quelli un po' più tecnici, ma che nascondono tanto, no? Degli intendimenti dei singoli privati che hanno a cuore il benessere collettivo, sino agli artisti o a coloro che rappresentano le istituzioni e che sanno che le istituzioni d'arte, ma anche quelle democratiche, per poter essere mantenute in vita, si alimentano di memoria. Grazie. Questo è un altro bello argomento, perché ne esistono fin troppe.
No, in realtà è una cosa buffa, e anche in occasione della cerimonia sono stato coinvolto perché si facesse un po' d'ordine, perché gli studenti, che per fortuna quando sono sollecitati gli strumenti informatici li utilizzano in maniera sapiente, si sono ovviamente fatti venire in mente l'opportunità di utilizzare appunto diciamo mappature online, no? Di pietre con l'identificazione della mappa e magari la possibilità di cliccare accanto alla pietra per poter avere la storia delle persone. Questa iniziativa, alla quale io stesso ho collaborato dando ovviamente tutte le informazioni di cui ero in possesso, è già stata recepita dal Comune di Genova, per cui se voi andate sul sito del Comune si trova. Non so se sia stato aggiornato, bisogna vedere. La cosa buffa, per modo di dire, è che in realtà la stessa iniziativa l'hanno assunta altri 2 istituti scolastici, senza che lo sapessero tra di loro. Quando io l'ho saputo, li ho messi tutti a fattor comune perché ci si parlasse, insomma, per evitare duplicazioni o triplicazioni addirittura. Però questa è un'iniziativa sicuramente intelligente. Un'altra cosa che si pensa di fare, ma secondo me bisogna chiedere l'autorizzazione all'artista, Gunther Demnig, è quella di collocare accanto alle pietre il famoso QR code, quello per cui mettendo la macchina fotografica parte il link, a quel punto con la finestrella si hanno tutte le informazioni relative al dedicatario della pietra. Anche quello può essere uno strumento, lo vedo un po' più difficile da mantenere perché sono deperibili, soprattutto perché trattandosi di suolo così, insomma, la vedo un po' dura, però anche questa è un'idea. Magari si può collocare in un muro accanto, ecco, e non proprio lì, però bisogna trovarlo, insomma, poi bisogna chiedere permesso ai condomini perché sono tutti luoghi privati. Le pietre normalmente vengono collocate sul suolo pubblico, ma non è detto. Ci sono delle situazioni in cui, ed è capitato, in cui privati cittadini si oppongano, soprattutto di questi tempi in cui si temono ritorsioni, atti vandalici o altre cose, per cui in un condominio, se non c'è l'unanimità dei consensi, non si può certo occupare un bene comune, quale è, che ne so, un ingresso di un vialetto privato, no? Dove il problema non si pone se si tratta ovviamente di luogo pubblico. Normalmente poi la procedura è anche piuttosto facile, piuttosto semplice. L'ho appena seguita ora proprio per questa pietra che metteremo il 21, ho fatto 2 telefonate ed erano tutti d'accordo ormai, perché ormai diciamo che è un po' rodata sta cosa. Quindi il comune, che non vede l'ora di averne più possibile, perché a questa mia richiesta ha sempre risposto con entusiasmo, o mi dirotta sui municipi, ma in realtà ormai siamo tutti in confidenza, quindi ormai ci si chiama tutti e si organizza ogni cosa senza grandi difficoltà. Addirittura mi occupo di chiamare gli operai di Aster per fare i buchi, vado a fare i sopralluoghi con gli eredi, insomma seguo tutte queste cose proprio personalmente perché mi piace che si percepisca che c'è davvero molta cura nel far memoria, sì. Bene, se non ci sono altri interventi chiudiamo questo incontro e ringrazio ancora Filippo Biolay. Vuol dire che a questo punto cammineremo ancora di più con gli occhi per terra e avremo, per non inciampare. E vi dico che giovedì prossimo, giovedì 13, sempre alle ore 17, Francesca Pino ci parlerà di Raffaele Mattioli, Banca, cultura e impegno civile. Parlerà di questo straordinario banchiere e uomo di cultura che ha diretto con grande successo la Banca Commerciale Italiana. Grazie a tutti, buonasera.